Ciao amici, buongiorno e benvenuti a questo 88esimo episodio della nostra infinita saga italiana. Siamo a gennaio 1630 e tutto va bene. Allora, stiamo combattendo la guerra contro Killua, che naturalmente vinceremo, e dalla quale cercheremo di ricavare il maggior numero di province possibili. Qui abbiamo, diciamo, una gran quantità di pretese, non potremo probabilmente reclamare tutto, vedremo di prendere il più possibile, ecco. Ehm, E, soprattutto questa è la capitale, quindi abbiamo praticamente fabbricato pretese su tutto tranne la capitale, quindi diciamo faremo di tutto per prendere quello che ci sta, senza esagerare con la sovraestensione. Poi prossimamente conquisteremo anche il resto. I nostri diplomatici lavorano in Francia. Purtroppo la Francia non ci vuole ancora bene. Non si sa per che assurda ragione. Si fida di noi assolutamente. E ci vuole anche molto bene, ma è ostile. Enrico di Valois è stanco di questi secoli in cui noi abbiamo prosperato e loro sono stati il nostro bamboccio, si vede, quindi giustamente ci odia. Che cosa vuoi fare, eh? Cosa vuoi fare, Henry? Henry, hanno 90.000 uomini qui. Sono anche potenzialmente pericolosi, ma noi difendiamo molto bene le montagne, quindi non possono farci nulla. Per ora siamo di nuovo alleati, però se rompessero un'altra ennesima volta l'alleanza, io sarei un po' preoccupato. Vabbè. Allora. Poi volevo creare, dato che grazie come si chiama? All'ultima idea abbiamo aumentato di molto il nostro limite di forza, pensavo di creare almeno un'altra legione e di ribilanciare le legioni già presenti con l'aggiunta di due reggimenti ciascuna di cavalleria. Voglio mettere più cavalleria per vedere se è meglio. Allora, quindi mettiamo un sacco di cavalleria. Qui stiamo facendo per ora, giusto, qui stavamo producendo. Mm. Però qui abbiamo comunque delle altre regioni in cui abbiamo tutti gli edifici necessari, giusto? Sì. Costruiamo questo edificio anche in Macedonia, che sarà un altro centro reclutamento. Qui stiamo ancora integrando. Abbiamo iniziato appena ora. Allora, volevamo insomma ridare l'artiglieria alla Legio Prima Italica, ma prima di tutto, allora, iniziamo a togliere due reggimenti di fanteria per ogni legione. Mm. Perché, come vi preannunciavo, voglio sostituirli con della cavalleria. Allora, e a questo punto c'è forse troppa. Sì. Vabbè, faremo due legioni, mi sa. Allora, ad ogni modo, eh, facciamo prima questa. Qui facciamo quattro reggimenti. Ah, abbiamo finito la manodopera. Piccolo problemino. E a sto punto andiamo avanti e vediamo come procede l'assedio qua. No, la Francia un'altra volta. Sarà peggiorata ulteriormente? Sì. Può aumentare, diminuire all'infinito per queste rotture di alleanza. Insomma, la Francia non ci vuole più come alleati, questo è davvero triste. Siamo tristi. Vabbè. Ce ne faremo una ragione, Francia maledetta. Allora, iniziamo a fare un po' di pretese sui cari amici spagnoli. Io volevo, ma a partire da queste, da qui potremo poi espanderci fino a Barcellona, quindi questa direi che è la più importante. Poi
naturalmente cercheremo di fare anche un collegamento. C'è Almeria, dovremmo fare pretese anche su Almeria. E poi volevo dichiarare guerra ai Maya, che si erano ribellati tempo fa. Il Messico potrebbe sbrigare questa faccenda. Tripoli ha accettato la pace con i Mamelucchi e ha perso. Come cacchio ha fatto a perdere? Allora, qui come sta andando? Qui ci assediano i pazzi. Già. Allora io direi di mandare, anziché quella africana, quella iberica di legione. Qui potremmo, ah no, sì possiamo, senza potremmo, reclutare altri 2 reggimenti che andranno nella legione iberica. Va bene. Quindi Maya, penso che potremmo dire al Messico di riconquistarli, dato che ormai è un problema superato, quello della sovraestensione al Messico. Poi qui abbiamo anche i problemi. Tra un po', insomma, manderemo altri coloni perché è un po' assurdo quello che sta succedendo, perché abbiamo solo una colonia, perché ci impiegano così tanto, non ne abbiamo 2, perché i coloni ne impiegano tantissimo tempo a crearne nuove perché sono lontanissime. Anziché tornare indietro colonie, perché non ve ne state lì e partite da lì a fondare le nuove colonie, no? Si vede che non si può, bisogna che prendano insomma, della gente che vada. Quindi non tornare in Europa, poi ritornare, tornare. Dobbiamo tenere anche bene a mente la data del 32, perché finirà la tregua con questi 2 stati che voglio annettere prima che diventino di nuovo protettorati di qualcuno. Vorrei anche vedere se c'è qualche stato ultra ricco da... Ecco, Pony è ultra ricco, Makassar... Mali? Ah! Il Mali è così ricco. Ok. E è in guerra con noi. L'inflazione al 50%. Sì. Gli stati con cui siamo in guerra sono quelli più inflazionati, se si può dire così. Makassar invece dov'è? Ah, tu. Anche tu sei... Non ho pretese su di te, ma potrei dichiararti guerra, sì. E ci penserei, perché livello... Mamma mia. Sì, è assolutamente il caso, non ha alleanze. Allora, dobbiamo fare un po' di guerre assurde e le faremo. Partiamo da chi? Da chi partiamo? Allora... Ma iniziamo dai Maya, dai. Ma non c'è fretta per i Maya. Oh, ma no, facciamo i Maya, vai. Ah, non abbiamo casus belli sui Maya. Ah! Perché non abbiamo casus belli sui Maya? Sono occidentalizzati, maledetti, eh? Hanno livello tecnologico 5, ma sono... Non posso fare crociate, naturalmente, perché ne stiamo già facendo una. Vabbè, dovremo aspettare un attimino per i Maya. Allora partiamo da questi. Dai ricconi che non ci vogliono dare i loro soldi più che i nostri, però noi li vogliamo perché li consideriamo comunque nostri per qualche ragione. E... Che leader avete? Non è malissimo. Ci tocca liberarne uno anche noi. Allora, niente leader voi. Ok, assegniamo il leader e prepariamoci a dichiarare la guerra il prossimo mese. Questo mese cosa potremmo fare? Vedere magari di ridurre la coalizione contro di noi. Savoia, perché sei in coalizione contro di noi? Ti rode ancora che ti abbiamo tolto Cuneo?
Ma già ti rodeva prima. Vabbè. Allora, miglioriamo un po' le relazioni. Abbiamo dei guadagni strepitosi. Non ha molto senso in realtà quello che stiamo facendo perché i guadagni rimangono strepitosi. La Francia rivaleggia con noi anche con i cardinali, ma non ha speranza, bisogna dirlo. Ah. A me piacerebbe fare l'alleanza con la Francia, ma finché abbiamo relazioni negative sarà un po' difficile. Siamo noi che non gli vogliamo più bene perché hanno rotto l'alleanza un po' di volte. Eh. E come si fa adesso, eh? Nemico del nemico. Beh, un po' migliorerà per ragioni abbastanza sciocche, però. Per altre ragioni invece peggiora. La vedo un po' brutta. Ecco, qui ci sono i cannoni. Allora, vediamo un po' se è arrivata. Ecco la flotta. Qui mi stavo dimenticando pure di chiamare questi. Pronti all'attacco? Macassar. Non hai speranze. Ah! C'è una guerra civile intanto in Quaraqoyonlu. Vediamo un po'. No, non c'è niente. Va bene. Vediamo Quaraqoyonlu nella guerra civile. Non si sa chi sia in questa guerra, ma non si vede molto. Allora, ho anche delle novità per voi riguardanti gli stati coloniali. Come vedete, ho rinominato alcune province. Qui abbiamo Nuova Venezia, finalmente, che è quasi completamente integrata nel nostro territorio. Nuova Treviso, Mestre, Nuova Vicenza, Nuova Padova e Nuova Verona. Questa è una specie, appunto, di Nuova Venezia, stato coloniale. Questo non so se ve l'avevo già detto, l'altro stato coloniale l'avevo soprannominato Nuova Padania, prendendo il nome dal nuovo Po, che pare sia uno dei fiumi più grandi che ci siano nel nuovo continente. E poi Gonzaga, ho deciso di rinominare alcune province in base ai gloriosi re della nostra dinastia, partendo dalla capitale Antonina Augusta da Antonio Quirini Gonzaga, e poi Franciscia, Ferdinandi e Cosmi in onore appunto di Cosimo I Gonzaga. Sono partito in ogni caso dal nome latinizzato dei nostri re. Allora, vediamo un po' qui cosa stanno facendo quei famosi edifici. Qui possiamo anche unire. Allora, ma mandiamo la cavalleria da questo lato. Ah no, qui non è ancora finita. Dov'è che avevo risultato cavalleria poco fa? Qua. Sei qua, vero? Eccoti. La mandiamo prima qua. Ok, la nostra flotta è in viaggio. Allora, questi ladri di cardinali la pagheranno. Attenzione. Hanno tentato un impossibile attacco alla nostra flotta per impedirci lo sbarco. Vediamo un po' come andrà a finire. Il nostro agente è già stato scoperto a Madrid. Maledizione.
Abbiamo catturato una nave, una barca, no, no, un brigantino. No, 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 non è abbastanza sviluppato per i nostri canoni, naturalmente, lo affonderemo subito. Ah, qui c'è il nostro vassallo che se insomma rapidamente mobilitato. Andiamo pure avanti, vediamo quanto ci odia la Spagna per questa cosa. Eh, un po' ci odiano da queste parti, ci odierà anche un po' la Francia magari, esatto, di 10 aumentata, maledizione, a causa di questa sciocchezza. Allora, viceré corrotti? Vabbè, niente di che. Gelare ha dichiarato guerra a Friesland. Non c'è pace in questo impero maledetto. Ah, intanto qui l'Austria gli abbiamo fatto involontariamente il gioco dell'Austria. Qui sarà sempre più. Adesso è neutrale, sta disgraziata. Avremmo dovuto aspettare, dobbiamo dirlo. Eh, io non so come ridurre questa. Ah, potremmo fare un matrimonio reale? E non me ne sono accorto. È finito. Ecco perché ci odiavano. Maledizione. Quindi volendo potremmo anche togliere però, tra parentesi, c'è la relazione extra. Ma mi sa che la toglieremo a sto punto. Per risparmiare punti. Ma può essere una buona idea. Allora, finalmente abbiamo ingaggiato il nemico di terra. Allora, dov'è che mancano invece? Ecco, qui manca l'artiglieria. Allora, vediamo un po' cosa stiamo combinando. Li abbiamo distrutti istantaneamente, o quasi. Allora, tu affonda pure. Questa. Ah, stanno fuggendo. Non ci importa per nulla, quindi fuggano pure. Allora, io questa flotta la dovrei chiamare flotta. Flotta d'Oriente, dai. Flotta d'Oriente. Non col punto di domanda, però. Eccola qui. E anche questa flotta dei Caraibi la chiamerò quindi flotta d'Occidente, dato che non sta neanche più proprio nei Caraibi, ma nell'estremo occidente del mondo. Dente, ok. Eccola qui. Le nostre flotte magnifiche. Allora, io direi che possiamo anche continuare a reclutare un po' di cavalleria. Se non sbaglio, così dovrebbe bastare. Vediamo di capirci un po'. Ecco, ok. Benissimo. Qui ci sono altri 2000 uomini che per il momento non sappiamo bene cosa farne. Va bene. Ecco, questa sarebbe una delle nuove legioni con la nuova, diciamo, suddivisione di unità. Quindi un po' più di cavalleria rispetto a prima. La cavalleria qui invece non è ancora stata reclutata e qui invece avremo da divertirci. Questi che livello tecnologico? Non credo ci serva un leader, anche perché se la passano davvero male. Allora andiamo a far fuori tutti costoro. Allora, ci sono dei pirati. Era una cosa che non sentivo dire. Capo di buona speranza. Ci sono dei pirati. Allora, qui vanno bene gli assedi, pare. L'alleanza con la Francia io me lo metto comunque come obiettivo. Mi pare un buon obiettivo, tutto sommato, rispetto agli altri. Allora, Austria in alleanza, ok. Erano in guerra fino a poco fa.
qui ormai è un po' la fine per... Ma... Vediamo come... Allora... Vediamo se... Mi sembrava avessero perso addirittura la flotta. È possibile. Hanno dovuto vendere la flotta quelli... Cioè... Sì, l'Olanda ha perso tutto, insomma. Vediamo come ce la caviamo qua. Eccola qua. Li abbiamo distrutti senza perdite. Io credo che possiamo continuare anche senza leader. Qui siamo un po' di più. Allora, vediamo un po'. No, non hai capito. Ecco, così meglio. Allora, vediamo invece qui come procede. Speravo di essere molto rapido. Ce la possiamo fare. Essere rapidi. Mancano altri due. Cioè, in realtà anche di più, però. Iniziando altre due. Per questa legione. E le produrrei proprio qua. Anzi, facciamone già qua. Non abbiamo più questa manodopera. Vediamo. Sì, qui non ne perdiamo affatto, nonostante ci manchi il generale, anzi. C'è una differenza tecnologica mostruosa. Mi dispiace, siete entrati voi in guerra, no, io non ho fatto niente perché entraste in guerra. Avete voluta voi la follia e adesso ne patite le conseguenze. Allora, vediamo un po'. Hanno già l'artiglieria, mi sembra quasi una cosa strana. Tsu ha dichiarato guerra al Tibet. Maledetti cinesi, non ce la farete. Non ce la farete. Allora, io mando anche sta nuova artiglieria da queste parti, dai. Qui non procede molto rapidamente, invece, però chi lo sa. Potremmo essere più fortunati presto. Le nostre guerre sono già... Allora. Qui però, fermatevi. Allora, qui niente di particolare, però un pochino procediamo. 2000 uomini. Allora. Mozambico abbiamo vinto, naturalmente. Anche a Bure, adesso... Io direi di lasciare... Ah, abbiamo anche fatto un po' di rapina, diciamo. Allora, magari facciamo una cosa. Un po' di artiglieria. Vai. Allora, le province non sono 7, quindi una la potremmo anche mandare indietro. Ecco, abbiamo finito un altro assedio. Fantastico. Questi chi sono? Macassar. Ci offre già tutti i ducati. Facciamo subito pace a questo punto. Macassar. No, però non ce li offre proprio tutti. Ci vuole prendere in giro? Vediamo. Beh, però ci risparmierebbe un lungo viaggio col diplomatico. 200 ducati di differenza. Vediamo un po'. Allora, vediamo. Questi dove vogliono andare? Mi facciano capire. C'è sempre... vogliono insomma fare strani giri. Noi glielo impediremo. Timbuktu, andiamo alla capitale. Ci prenderemo
tutti i vostri soldi. Wow. Cioè, in realtà non ci importa molto quello che fanno, perché sinceramente non sono un grave pericolo. Arrivano il 6. No, ma forse arriviamo prima noi. Ah sì. Però neanche questo è un problema, perché tutte le perdite che possiamo avere. Attenzione. Gli ottomani sono completamente occidentalizzati, eh? Questo è un bel guaio. Come sti cardinali maledetti. Vabbè, allora. A Zumbo ce l'abbiamo fatta e quindi andiamo avanti. Dov'è la nostra flotta? Non c'è flotta qua. Dovremmo fare un'altra flotta, in effetti. Allora, vediamo un po' invece per quanto riguarda la pace. Io volevo chiedervi 1200, poi potrei chiedervi questo, che non è così importante. 200 ducati di differenza. Un po' di inflazione. E un giro del mondo per il nostro. Ma no, dai, accettiamo, dai, vi lasciamo. Siete stati anche carini a offrirci direttamente tutto quello che volevamo. Grazie mille. Allora, vediamo un po'. Che cosa c'è? Ah, niente. Allora, qui abbiamo altre unità. Vai. Allora, vediamo di fare altri 3000. Allora, per la nuova legione ci serviranno altri cavalieri. Che alleanze avete voi? Un po' potenti. Volendo potremmo appunto fare un matrimonio reale con la Francia. 38, meno 38, maledizione. Ci mancherebbe davvero poco. Gli potrei anche chiedere questo. Però... vabbè, facciamolo. Facciamolo. Anzi, facciamolo subito, che così. Oh, finalmente abbiamo una colonia. E a sto punto lo richiamiamo su... ah no, cavolo, mi sto dimenticando di una cosa importantissima. Che cosa gli sto facendo? Ah no, ok, fra 2 giorni salite, eh. Vabbè, aspettiamo un attimo, speriamo non ci siano ribellioni. Questi sono assolutamente pacifici, di ribelli. Cioè di ribelli, di nativi, cosa sto dicendo? Ecco, qui abbiamo incontrato altre truppe e sembrano davvero sfiniti i nostri nemici, quindi. Allora, qui Casanova vogliono tenere Ottaviano. E manteniamo Ottaviano. Ok, abbiamo colonizzato. Abbiamo finalmente un casus belli contro il Giappone. Qui uniamo le nuove legioni che sono pronte. Benissimo. Anche questa. Qui ci sono un po' troppa fanteria. E allora mandiamo giù. Facciamo sto matrimonio reale, dai. Sono stato un po' imprudente, appunto, perché... wow, qui c'era un sacco di gente.
Allora. Qui quanti? 500 ce ne sono, ok. Papato. Non facciamoci fregare gli spagnoli. Siamo un po' più lenti del solito, però d'altronde è così. Allora. E questi li mandiamo in Giappone, il nostro primo esercito in Giappone. Una volta inviati richiameremo indietro un colonizzatore e colonizzeremo anche la terza isola. Qui c'è un'altra possibile... Wow. Tariffe sulla lana. È certo che ci facciamo le tariffe, vai. Ah, un'ultima battaglia. Allora, vediamo un po'. Come si fa qua? Siamo a meno 13. È un po' difficile fare sta alleanza. Come facciamo a tornare a zero? Ragazzi, ma perché mi avete messo in sti casini? Migliorate un po' le relazioni voi? Allora, io potrei provare a vedere se riesco già a far pace con sta gente. No, non vogliono, vabbè, peggio per voi. Dovrete soffrire. Ah no, qui serve un altro reggimento. Va bene. Allora, col diplomatico che facciamo? Non c'è nessuno interessante con la successione disputata. Vediamo se è cambiato qualcosa col Brandeburgo, visto che siamo alla stessa dinastia. No, non cambia niente addirittura. È assurdo, però non se ne sono ricordati, evidentemente. Siamo leggermente in svantaggio. Dovremmo trovare il modo di dichiarargli guerra, sti pazzi. Sono scomunicati. Ancora, eh? Ah no, non sono più scomunicati. Li avevamo scomunicati, ma... Dobbiamo semplicemente trovare il modo di entrare in guerra con loro. Sono alleati della Boemia. Abbiamo un casus belli contro Olanda o Boemia? No. Potrei... non posso. Ah no, perché abbiamo la tregua, maledizione, però comunque non abbiamo ottime relazioni tali da giustificare. Non abbiamo modo di fare niente, insomma. Potrei fare un'alleanza con la Boemia, richiamarli in guerra, fare follie, insomma. Per trovare un casus belli contro la Boemia, che è alleata però anche della Russia. Mamma mia. Per vassalizzare sto Brandeburgo non so che cosa mi dovrò mai inventare. Io... Beh, iniziamo a migliorare un po' le relazioni. Flotta d'Oriente, cosa combina? La nostra fortezza è sotto assedio, però intanto abbiamo fatto un'altra conquista e direi che diamo un altro leader al nostro esercito. Allora iniziamo a... no, non iniziamo a fare un bel niente. Assimilazione a Sulu. Dov'è Sulu? Ecco, guardate un po' l'Austria ha chiesto Brabante, Ghent, Anversa. Wow. Qui abbiamo fatto nuove scoperte. E qui invece un'altra cosa sui mercenari che non facciamo subito.
Allora, vediamo se arriviamo prima o poi in Giappone o se affondiamo prima. Sì, no, ci siamo ormai arrivati. Dov'è che... Sulu, 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 Sulu? Ah, qua. Benissimo. Questa quindi procede con rapidità. Abbiamo quasi finito. Wow. Allora potremmo mandare questo di colono. Ah, bene, la Spagna ha lasciato la coalizione. Che pazzi. Scozia e Savoia. Quanto amo la loro follia. Allora, possiamo fare altre costruzioni speciali, no? Arsenale navale, non l'abbiamo mai fatto a Venezia alla fine, ma lo facciamo a sto punto. Penso che se non facciamo a Venezia l'arsenale navale, dove dovremmo farlo? Ah già. Anche se mi è sempre piaciuta l'idea di far salire all'infinito le tasse locali, cioè la ricchezza locale che si usa un altro edificio, però non è male neanche quello, insomma. Però viene voglia di fare prima altre cose, non so perché. Ma questa produzione costa amministrativo, eh? Vabbè. Dobbiamo aver pazienza. Forse... No, ci conviene fare le cose diplomatiche. Diplomatiche, cosa c'è? L'arsenale navale. Ma allora facciamo sto arsenale navale e chiudiamola qua, dai. Facciamo sto arsenale navale. Arsenale navale. Vai. Allora, qui abbiamo qualche novità. Abbiamo... Ah, ecco. Finito un assedio e si procede. Questo faceva parte della legione, forse meglio tenerlo separato. L'Etiopia... No, i Mamelucchi non sono usciti alla coalizione contro l'Etiopia, va bene. Ok, abbiamo fabbricato una pretesa. E qui come va? Allora, qui sto facendo un po' di errori, quindi io direi di prendere questa e mandarla qua. Meglio non avere due leader nella stessa provincia, non ha molto senso. Intanto... Ah! Viana Gara ha perso contro Ceylon. Com'è stato possibile? Scusate. Che è questa? Ha dovuto dare due province. Queste due province. E ha dovuto anche liberare Bangladesh. Dov'è Bangladesh? Non Bangladesh, ma Bangladesh. Potrebbe essere un'ottima idea prendere questo Bangladesh se lo trovo. Bangladesh. Ah no, io speravo di trovare un porto costiero, maledizione, non lo trovo. Prenderò proprio Ceylon, mi sa. Ceylon. Come aveva fatto una provincia sola a battere? Si vede che non sono riusciti a conquistarla e quindi si sono trovati a non soddisfare come si dice l'obiettivo di guerra. Allora, vediamo un po'. Lo Zimbabwe è caduto anche lui. Ecco qua. Qui abbiamo un'altra. Allora, la capitale dov'è? Che non ricordo. Ah, eccola qui. Allora, vediamo prima di tutto che cosa si può ricavare. No, prima dal Mali. Giusto.
Vogliamo una resa completa, no, vabbè. Più che resa completa, vogliamo tutti i vostri soldi. Ma ne avete fatti fuori così tanti? Eravate molto più ricchi prima. Eh sì, siamo noi adesso i più ricchi. E allora... Allora, qui siamo arrivati, no? Iniziamo a suddividere il nostro esercito. Qui quanto manca? Io direi di comunque anche di continuare da questo lato, perché qui si può andare? Sì. Allora io direi... Facciamo una doppia mossa. Aspettiamo magari un secondo, però prima... Volevo vedere anche qua. Allora, cosa possiamo prendere? Iniziamo da queste. Beh, non possiamo andare molto oltre, però la sovraestensione non è molto alta. Vabbè, si poteva fare anche di più, insomma. Poi ci sarebbero... Ma farei anche pretese su queste province a questo punto, perché no? Ma continuiamo prima sulla Spagna. O Almeria? Ma sì, facciamo prima Almeria. Prima che se la prenda qualcun altro. In difesa com'è. Allora. È cattolica Almeria, sì. Ormai sì. Granada, no? Stato di Granada, ma ormai è cattolicissimo. Io qui non saprei più come fare. Vabbè. Qui abbiamo qualche... Wow. Allora, richiamiamo questo e mandiamolo qua. Allora, dobbiamo fare delle legioni di nuovo. Allora, che cosa ci manca per queste legioni? Un po' di... Allora, qui ci manca l'artiglieria. Facciamo prima questa legione, allora. Ci manca l'artiglieria e la cavalleria. Eccolo lì. Naturalmente guadagniamo tasse base. Un nuovo insediamento. Vai. E poi ci vogliono 8 di artiglieria, vai. Ecco, ci manca proprio l'ultimo. Maledizione. Abbiamo finito un altro assedio, non ci importa. Qui siamo assai rapidi. Potremmo appunto chiudere tra pochissimo probabilmente la guerra. E là. Ladri cardinali. Come osate? Allora, qui riuniamoli. In Macedonia abbiamo finito l'edificio, sì. Ormai sono finiti sti qua, possiamo anche dire. La Persia erano già in guerra civile, ma si trovano sempre di male in peggio, diciamo. Allora, vediamo cosa hanno da offrirci. Questo è Kilwa. Cosa ci offrite? Tutto, naturalmente. Ci offrono tutto. Però noi decliniamo finché... Noi vogliamo prima che ci diano i soldi questi. Dateci i soldi, ragazzi, sbrigatevi, se no ve li dobbiamo chiedere noi, ma... Eccoli. Sono arrivati, bravi.
Se non ci date i soldi non vi perdoneremo. Ci darebbero anche una provincia. Allora, però quanto costerebbe integrarla? 50. Quanto siamo sovraestesi al momento? Per un po'. Però produce... No, avorio, perché... Sti sciocchi. Vabbè, e no, non ci interessava la provincia. Ci interessava solo... Perché poi supereremmo anche i 100, allora. Eccolo, che hanno fatto fuori uno stato all'impero. Sti pazzi. Vogliono rimpiazza, eh? E diamogli rimpiazza. Ecco anche la capitale, hanno perso. Hanno perso tutto, va bene. Perfetto. Però se vi selezionate preferisco, eccoli qua. La Siria ha dichiarato di nuovo guerra ai Mamelucchi. Mamma mia. Questi siriani sono impazziti. Lo dichiariamo anche noi guerra ai Mamelucchi tra pochissimo. Ma sarà possibile? I Mamelucchi distrutti proprio. Mio Dio. La Siria è impazzita proprio. Però questa volta potrebbe averla fatta grossa. Mamelucchi, Khorasan, Chagatai. Mamelucchi, Khorasan. Ma che razza di stati sono? Khorasan, Chagatai e Nogai. Sono un po' lontani. No, vince la Siria. Vince la Siria. Non la Siria, La Siria, la Siria. Questo è Wittensbach. Però avevamo visto che non hanno, cioè in realtà hanno un erede, quindi la cosa non ci interessa molto. Non abbiamo ancora finito qua. No. Cree si stanno... Io direi che è venuto anche il momento, in teoria, perché in pratica è un po' più difficile. Vabbè. Però sarebbe venuto il momento di dichiarare anche guerra agli ottomani, ma forse prima è meglio finire la guerra attuale. È anche vero quello. Io direi di chiudere qui l'episodio. Mi piacerebbe far pace magari prima, ma... Magari a fine mese richiamiamo questo diplomatico, anzi quello dalla Francia che ha finito il suo compito. Allora, francese. Vieni qua. La colonia finita. Benissimo. E a sto punto dove facciamo la colonia? Potremmo farla qua. Oppure io direi di farla invece qua. Ci stiamo eschimesizzando. Va bene. Quante colonie abbiamo in questo momento? Ne abbiamo solo 3. Va bene. E ne faremo altre 2 comunque, quindi dovremmo essere a posto. Ecco che la legione è pronta. La chiameremo questa. Mio Dio, ci saltano tutti i numeri qua. Questa, ma la potremmo chiamare... Facciamo legione terza. Padana. Facciamo così. E a sto punto la... No, anzi, facciamo quarta padana. La terza va bene che sia la veneta. Quarta.
E quindi naturalmente questa diventa la settima. Questa diventa la quinta. Non si muove la cosa. Quinta, va bene. E l'Iberica, dov'è? L'Iberica è un po' dispersa al momento. Però se la becco diventa la sesta. Va bene. Dovrebbe essere tutto a posto adesso. Quarta, prima, quinta, sesta, settima. La quinta qual è? Questa. Va bene, anche questo è sistemato. Va bene. La flotta d'Oriente qui è ancorata in Giappone. Vediamo quanto esercito ha il Giappone. Magari tra poco potremmo anche iniziare a espanderci in Giappone. Tra poco. Vogliamo espanderci un po' troppo, in troppi luoghi contemporaneamente. Sarà scritto Japan, giustamente con la J. Dov'è? Japan. No, eccola qui. Ha 41.000 uomini, non scherzano. Maline a zero, naturalmente. Non è piccolo il Giappone, eh? Ci servirebbero almeno 2 legioni per farli fuori, però non una tecnologia. No, ce ne basta una. Beh, quando la conquistiamo dobbiamo essere rapidi, naturalmente. Allora, qui cosa succede? Abbiamo occupato tutto il Mali. Io direi che conviene andare quasi a Rio de Oro. Qui stiamo continuando conquiste impossibili, vai. Qui sarebbe possibile andarci? Sì, ma proviamo a vedere se la flotta interverrebbe. Immagino di sì, naturalmente, perché non saranno imbecilli, invece sì, sono imbecilli, ok. Allora, è tornato un diplomatico. Allora, il Mali si arrenda subito. Allora, i soldi li abbiamo, trade power ce lo prendiamo, Ashanti non ci importa, questo non ci importa e chiudiamo qui. Grazie, Mali. Benissimo. Qui finiamo di unire la legione. E qui abbiamo un abbozzo di ultima legione che faremo nella prossima puntata però. Qui io direi di aspettare che finiscano gli assedi costieri perché sono più difficili da conquistare queste province. Però beh, abbiamo 2 mesi di tempo, ma possiamo anche vedere cosa succede. Possiamo anche progredire nella tecnologia amministrativa, ma aspettiamo un po' per quella. Sti francesi. Possiamo migliorare appunto di altri 10 con questa cosa, ma poi per il resto non c'è possibile migliorare. E quindi in realtà le nostre relazioni sono destinate a decadere se questi francesi non pensano un po' a noi. Sono dei maledetti, in poche parole. Vediamo, magari proprio finiamo la guerra come è giusto che sia. Allora, ecco, il Mozambico è caduto sotto le nostre mani, nelle nostre mani più che sotto le nostre mani. Allora, vediamo un po'. Ragazzi, cos'è che non mi interessa particolarmente?
A me interessano quelle con poche tasse basi che producono oro. Zimbabwe. Bah. Tipo chiudendo così, mettendo il Mozambico. Il Mozambico gli importa invece. Allora. Questa rimane isolata. C'è qualcosa che vale il 10%? No. 72. C'è qualcosa che vale il 28%. Ha dei trattati? No. Quant'è la sovraestensione che avremmo? Comunque non molta. Appunto. No, ne vorremmo di più noi in realtà. Forse era meglio allora fare come era prima. Il Mozambico vale troppo. No. Facciamo magari le province con più tasse base. Quali sono? Queste no. Questa no. Allora quella no. Questa no, quindi 24. Ce n'era una con 24. Un'altra con... C'è questa. E andiamo a 56. Penso che questo è il massimo che possiamo fare. Lo facciamo. Allora, quant'è? No, non riusciremo a nettere tutto nella prossima. Mombasa ha dei costi pazzeschi. Mi chiedo se potremmo magari far di meglio. 100. Non cambia molto, a dire il vero. Ma Mombasa. Simpatica. Ma sì. Prendiamoci queste, che così abbiamo una cosa tutta contigua, dai. Però prima ritiriamo le truppe, se no va a finire che le disperdiamo. Devono superare Tanga, se no poi non ci lasciano più passare per il territorio. Vabbè, soprattutto questi. Ha dovuto cedere una provincia, il Tibet. Allora, quindi il 9 gennaio possiamo far pace. Quindi ci hanno lasciato andare ma non ci lasciano tornare indietro. Questa è buffa. Bene. Quindi facciamo come abbiamo stabilito ora. Benissimo. Mandiamo la richiesta. E a questo punto guadagneremo ancora, tra l'altro, punti dalla conversione, ma prima di tutto integriamo. Ci costa un nulla davvero e ci si impiega anche abbastanza poco. Benissimo. Quindi possiamo comunque prendere l'idea nazionale, a quanto pare. Riuniamo l'esercito. Ma chiudiamo l'episodio perché è durato anche troppo, devo dire. Potremmo dichiarare guerra al Congo? Ma sì, la prossima mossa sarà questa. No, in realtà forse ci conviene dichiararla già agli ottomani. Prima facciamo la legione e poi anzi, la legione la reclutiamo già. Ci mancano... Allora, artiglieria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E poi
sedi fanti. 1, 2, 3, 4, 5. Il sesto lo facciamo comunque qua. Va bene. E chiudiamo così l'episodio. Va bene, alla prossima ragazzi.